piccoli strumenti manuali per tenere puliti i nostri attrezzi. Quando siamo a casa e terminiamo i lavori, cosa facciamo? La maggior parte dei casi lo mettiamo giù là com'è, finito di usare il decespugliatore, il rasaerba, non è la cosa migliore. Cosa possiamo offrire noi? Tra l'altro a un ottimo prezzo, un kit di pulizia in due formati, un po' più piccolo, un po' più grande, però la bellezza di questa roba qui è che c'è una spazzolina studiata bene, con delle setole abbastanza dure e una punta, una linguetta in plastica che non segna la vernice, e con questa io posso fare la pulizia del robottino, del rasaerba, del decespugliatore, della motosega, volendo anche se c'è da dire che per la motosega ce n'è uno di specifico ancora migliore, però con diciamo una spazzolina di questo tipo qui, un bel panno in microfibra e un prodotto apposta per renderli puliti, lucidi e in ordine, cioè tenete presente, sono molto efficaci, li acquistate una volta e basta, perché una spazzola così difficilmente la usurate, e viene proposta sia con una confezione semplice e viene proposta anche con una confezione un po' più, diciamo, interessante, perché ho questa borsettina che mi serve per portarla in giro da una parte all'altra. Quindi al suo interno ho sempre le stesse cose, anzi, dir la verità, ci sono due panni in microfibra ed è fatto in questa maniera. C'è una retina per tenere in sede i prodotti e me la posso portare anche in giro oppure la posso appendere, è un po' più ordinata così. Così sono quegli strumenti che si acquistano una volta solo, però una volta acquistati, ogni volta che li prendi in mano dici per fortuna quella volta là li ho presi. Vi faccio vedere invece quello per la pulizia della motosega. Sono dei piccoli kit che non costano un'esagerazione, però vi fanno capire che con lo strumentino giusto, con delle setole giuste che vanno dove c'è diciamo la parte più difficile da togliere con uno straccio con le mani, si fa così, e dall'altra parte c'è questo uncino che serve per fare la pulizia nel canale della barra. Prendete gli attrezzini giusti per fare la pulizia fatta bene.